E in apertura parliamo proprio di questa Vicenza blindata dai no dal Molin che tornano in piazza con un corteo di protesta che attraversa il centro storico. Gli attivisti ribadiscono il loro no alla militarizzazione della città e stracciano documenti giudiziari della sentenza di condanna di 24 militanti che il 16 gennaio 2008 occuparono la prefettura di Vicenza. Vediamo tutte le immagini nel servizio di apertura. Ancora alla cronaca, sembrava opera di professionisti, invece il colpo da ben 140.000 euro messo a segno lo scorso ottobre a un compra oro di Thiene nel Vicentino era il primo in carriera di due giovani rapidatori, però un particolare trascurato appunto dai due ha permesso ai carabinieri di arrestarli insieme ad altri due complici. Tutti i dettagli. La Regione farà la sua parte per ridare a Sarenda il Grappa e a tutta l'area feltrina la possibilità di utilizzare la struttura per le manifestazioni di volontariato al campo sportivo di Rasai, distrutta dall'imponente nevicata del febbraio scorso. Ieri i vertici regionali hanno eseguito un sopralluogo, scopriamo allora che cosa è emerso. E ora è caccia davvero, una caccia aperta al plurimilionario di Limana. Da ieri in paese non si parla d'altro dopo che alla ricevitoria di Via Roma è arrivata la telefonata del possessore del biglietto Gratta e Vinci da 5 milioni di euro. L'uomo sarebbe un cinquantenne del luogo, residente nella frazione di Giaion, ma sulla sua identità viene ovviamente mantenuto il massimo riservo. Ma ha sentito? O sindaco o ministro, la scelta per Flavio Zanonato è ormai obbligatoria dopo il voto di ieri sera del Consiglio Comunale, ma il primo cittadino non darà le dimissioni per evitare all'arrivo al suo posto di un commissario prefettizio. Sentite. Torniamo a Padova con la cronaca rapinata ieri sera verso le 19 la gioielleria Orologio di Monterotto Terme. La titolare reagisce ferendo uno dei due banditi che fuggono con un bottino di circa 10.000 euro. Sentite. Giro d'Italia ha lasciato nel primo pomeriggio la provincia di Belluno, la tappa partita da Longarone è stata segnata da brutto tempo ed è stato dato comunque l'arrivederci alle tre cime di Lavaredo sabato 25 maggio. Lassù c'è tanta neve, a Longarone oggi invece è solo pioggia, guardate. Parliamo adesso della premiazione speciale domani a Treviso per il calcio Lentiai, che riceverà un riconoscimento dalla FIGC per l'impegno nel sociale. Da 7 anni infatti la società organizza un torneo di calcio per i diversamente abili, evento che quest'anno si disputerà il 2 giugno. Le immagini. Ora invece parliamo di politica. Per la verità di elezioni, ieri vi abbiamo presentato un primo gruppo di 5 candidati che sfideranno tra 3 giorni, ovvero il 26 e il 27 maggio, per la poltrona di sindaco di Vicenza. Oggi vi proponiamo invece un altro gruppo, altri 5, tra questi troviamo il primo cittadino uscente Achille Variati e la sfidante ed ex presidente della provincia Manuela Dallago. Sentite le interviste. Devo dire che l'altezza fa davvero un po' di impressione, ma andiamo nel Veneziano e torniamo sul litorale dove la stagione è sempre in bilico a causa del meteo instabile ma anche dell'emergenza appunto mareggiate. Per l'ultimo disastro la Regione ha stanziato 2.300.000 euro in emergenza, intanto però molti ombrelloni rimangono chiusi. Sentite. E adesso invece ci sono le previsioni del tempo, tra poco. Buona invece l'affluenza alle urne per Farra dal Pago, record appunto della tornata dove si riconferma il sindaco uscente. A Sospirolo invece c'è un nuovo primo cittadino. Allora le interviste al vecchio e al nuovo, nel senso quelli arrivati e quelli appunto che rimangono. Chiuso il cerchio sulla sparatoria di Piazza Mercato a Marghera, costata la vita il 10 marzo scorso ad un giovane macedone. Ieri sera blitz della polizia in Kosovo, in manette è finito il secondo presunto autore del brutale omicidio. Sentite. Ci fermiamo adesso pochi istanti, in linea la regia per la pubblicità, ma rimanete con noi per la seconda parte del telegiornale. Tra poco. Altre brutte notizie per il bellunese in arrivo da Venezia, dove in questi giorni va in discussione la nuova legge sul turismo, assente nel testo la specificità della provincia di Belluno, mentre le Dolomiti vengono accorpate al resto della montagna veneta e qui monta la protesta. Sentite le interviste. Torniamo a parlare del nonno vigile che appunto ha lasciato la scuola di Cavarzano, quindi la scuola di Cavarzano resta senza di lui dopo le dimissioni e le famiglie sono preoccupate, chiedono al titolare di quel servizio di ripensarci per il bene di tutti. Abbiamo sentito anche i genitori, ascoltate.
Beh, sono delle testimonianze davvero di grande affetto, speriamo che cambi idea questo nonno vigile. Andiamo avanti perché tra le tante iniziative nel 50° della tragedia del Vajont, anche una mostra che resterà aperta fino il 28 giugno in Santa Maria dei Battuti a Belluno, su come i giornali hanno raccontato quel 9 ottobre del 1963. Le immagini. Finisce qua questa edizione di Belluno, non ci sono altre notizie, vi ricordo che l'appuntamento torna domani con l'informazione, vi ringrazio per essere stati con noi. Arrivederci a tutti.